Il sistema camerale su questa partita c'è, noi con il Ministero abbiamo questo accordo e quindi formeremo i formatori in sostanza per poter mettere in campo questo nuovo strumento che il governo mette a disposizione delle imprese femminili. Un patentino per le aziende che pensano in rosa, aziende che in cambio riceveranno defiscalizzazione e punteggi nelle gare d'appalto. Una scommessa importante per l'imprenditoria veneta in cui le donne manager titolari d'azienda sono ridotte al lumicino. Ad ammetterlo è lo stesso presidente di Union Camere, Mario Pozza. Sono molto poche proprio, sono delle mosche bianche. Non c'è stato un aiuto verso che una donna possa rivestire un ruolo così, ecco. Quindi chi lo fa veramente è brava, perché in questa situazione se fossi donna non lo farei, ecco. Al 31 dicembre sono quasi 89.000 le imprese femminili attive in Veneto, il 20,6% del totale, obiettivo arrivare almeno al 33%. A Treviso e Belluno 2 imprese su 10 hanno ai vertici prevalentemente donne e circa 1 su 10 è a conduzione principalmente straniera. Proprio sull'incidenza straniera dovrà andare la nostra attenzione, ha sottolineato Pozza. In pieno lockdown Union Camere ha organizzato percorsi formativi in materia di educazione finanziaria proprio per le donne imprenditrici. I settori restano quelli dei servizi alla persona, commercio, moda e turismo, muovono quasi 232.000 addetti. Nella Marca le imprese femminili sono aumentate di 123 unità rispetto allo scorso anno. Il trend è in aumento, ma i numeri ci pongono ancora come fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei.